Noi siamo venuti a portare un'ulteriore richiesta di un'altra sanzione amministrativa e la richiesta insomma, del sequestro dell'azienda proprio per questa mancanza di comunicazione dell'inquinamento. Colpo di scena, conferenza stampa annullata perché la situazione è stata definita troppo delicata. Avrebbero dovuto raccontare che cosa è contenuto dentro al faldone appena consegnato alla direzione distrettuale antimafia di Venezia, una delegazione del Movimento 5 Stelle del Veneto, ma probabilmente dall'alto è arrivato l'ordine a tenere la bocca chiusa, perché in ballo potrebbe esserci molto di più di una multa come quella appena comminata all'azienda di Trissino da quasi 4 milioni di euro dai carabinieri del NOE. La scoperta, molto più recente questa volta, è quella fatta da ARPAV della presenza di un inquinante potenzialmente cancerogeno, il Gen X. Questo composto è in sostituzione del FOA, quindi quello a 8 atomi, e non si conosce ancora bene tutta la sua nocività, diciamo, sulla salute. Chiaramente siamo tutti molto preoccupati perché hanno appena cominciato a lavorarlo e già ce lo troviamo nelle falde e quindi vuol dire che l'azienda è un colabrodo. Il Gen X era stato trovato nella zona della falda sottostante lo stabilimento e a valle fino a 2 chilometri. I monitoraggi sulla potenziale contaminazione erano partiti circa 2 mesi fa. Di questi risultati ARPAV aveva informato la procura. La sua ipotesi è che in azienda vengano svolte attività non conformi a quelle concesse. Abbiamo presentato questo esposto qui alla Procura di Venezia e ci muoveremo anche in Consiglio come Movimento 5 Stelle. Un nuovo scenario che ha sorpreso anche le istituzioni e che ha imposto all'azienda chimica l'immediata sospensione di tutte le attività di trattamento di rifiuti speciali provenienti dall'Olanda. Un secondo filone d'inchiesta potrebbe essere aperto ora e correre in parallelo a quello che vede Miteni già indagata per disastro ambientale.